A Giuseppe Meloni, bomber del Muravera, possiamo dire, hai toccato un pallone, hai segnato subito, al primo pallone toccato, però sei dovuto uscire anzitempo per un dolorino, cosa ci dici? È stata, diciamo, una fortuna e sfortuna allo stesso tempo, nel senso che comunque abbiamo sbloccato subito la partita con un bel cross di Nurki e un mio gol. Poi verso la fine del primo tempo un contrasto in aria dove c'erano sicuramente gli estremi per il rigore. Ho preso una botta sul fianco dove si è contratto un po' l'addominale, diciamo, e non sono riuscito più a giocare, sono dovuto uscire. Insomma, torni in eccellenza dopo alcuni anni un po' così, diciamo, sei stato sempre definito l'Ibra della Serie D. Come ti senti? Intanto a Muravera, essere tornato in Sardegna, in quella che viene detta da tutti l'ammazza campionato. No, ammazza campionato non ce n'è quest'anno, come si è visto oggi anche Luri dirà la sua, come la Nuorese ha vinto 3-0 a Samassi. Ci sono tante squadre quest'anno che possono lottare per la vittoria del campionato. Io sono contento di essere tornato perché volevo riavvicinarmi a casa, volevo stare un po' più vicino alla mia famiglia. Questa era la piazza più importante e migliore per me. Spero proprio di continuare a far bene, se possibile, anzi dobbiamo vincere il campionato visto che comunque i nostri obiettivi sono quelli. Com'è l'intesa con gli altri compagni di reparto, Nurki, Niedu, Viani, De Sena, insomma avete un reparto veramente la Serie D? Assolutamente perfetto, ci sosteniamo l'uno con l'altro. Per esempio Nurki ancora non è riuscito a fare gol ma non ha problemi, è già il terzo o quarto assist di fila che mi fa. Niedu quando accetta per ora magari di giocare un po' meno, però quando entra fa sempre la differenza e risolve le partite come oggi, quindi siamo tutti affiattati per l'unico nostro obiettivo. Le aspettative per questa stagione quali sono? Intanto quelle di squadra le hai già dette, quelle personali? Ma quelle personali sicuramente di dare una mano più possibile alla squadra a raggiungere gli obiettivi generali. Se poi arrivano grazie ai miei gol, grazie a un assist, grazie a un rigore preso non conta. Spero naturalmente di fare più gol possibili che servono a me e servono alla squadra.